Amore, scrivimi, non tenermi più in pena. Una canzone che ha fatto successo 2 volte. Anni 30 io la cantavo, poi negli anni 60, 1961 vinsi un Sanremo, nel 62 volevo bissare, cercavo una canzone ma non trovavo la canzone che mi stava bene. Mi alzo una mattina, questo motivo degli anni 30 mi martellava in testa. Feci fare l'arrangiamento, incisi la canzone e vendetti molti migliaia di copie. Abbiamo cantato delle canzoncine insieme, noi, io da sola, tutto un programma al sole. La prima tournée importante che ho fatto con la Rai, a vedetta assoluta, era Tajoli e poi c'era anche Dallara. Abbiamo fatto una lunghissima tournée in Germania con l'orchestra di Gorny Kramer, uno spettacolo molto importante, presentato da Corrado. La prima volta che sono entrato in una casa discografica mi sembrava di essere entrato in un santuario, insomma, dove sapevamo che lì si facevano i dischi, riproduceva la voce umana. Matrimonio con la chitarra, farmela sentire, io ho detto sì. E poi quando me l'ha proposta per andare al festival di Napoli, io stavo con D'Apporto a fare una commedia, l'Onorevole mi pare, e gli ho mandato un telegramma dicendo non posso accettare il festival di Napoli perché sto lavorando con Carlo D'Apporto. Ma alle prove lui quando cantò riusciva a emozionare così tanto tutti, io me ne accorso perché c'era che applaudivano, non solo quelli della sua casa discografica, ma tutti applaudivano, alcuni si alzavano in piedi, cioè c'era proprio una reazione fortissima, perché lui era così vibrante che convinceva tutti. I cantanti nostri mi piacevano molto, Carlo Buti, Oscar Carbone, Boccaccini, Moreno, Tajoli, tutti, mi piacevano tutti. Poi ho avuto la fortuna di diventare con tutti questi artisti amico intimo con tutti. Io ho cominciato a cantare ufficialmente, nel senso buono della parola, che avevo 15-16 anni, perché allora si facevano le serenate, avevo 2 amici, uno suonava il mandolino e uno la chitarra, eravamo scritturati da qualche amico, ci dava l'indirizzo dove stava la ragazza, andavamo a fare le serenate e alla fine ci offrivano le tagliatelle e una bottiglia di Lambrusco.